amiche e cari amici della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano, siamo con voi con un nuovo video. Questa volta presentiamo il libro di Giancarlo Toma, L'inferno dei Balcani, un libro che si inserisce in quello che è un contesto a noi caro, che ci impegna da sempre, ed è quello della memorialistica. La memorialistica personale, oppure anche questa diciamo ricostruzione del ricordo e delle esperienze dei propri familiari, come nel caso appunto del libro di Giancarlo Toma, che ripercorre l'esperienza di uno zio a lui molto vicino e molto legato durante la seconda guerra mondiale, ed in particolare sulla penisola dei Balcani, dove incontrerà numerose difficoltà immaginabili, ma alcune veramente inimmaginabili, con una ristrettezza, una diciamo difficoltà di vita quotidiana che è al limite della sopportazione umana. Il disagio però è dall'una e dall'altra parte, quasi si confonde il piano tra nemici ed alleati, e la storia si dipana attraverso un racconto lucido, preciso e meticoloso che Giancarlo Toma fa e ricostruisce attraverso le pagine del suo libro. Un invito alla lettura, un invito anche a guardare i nostri video, perché abbiamo una ricca collezione di presentazioni, e quindi anche a venirci a trovare in via Marconi 2 a Bolzano. Un caro saluto, un cordiale augurio da parte della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano. A presto! Sono qua per presentare un libro che ho voluto scrivere a 80 anni, visto che io sono nato a Cresce nel 1940. La decisione, dopo lunga titubanza, è che volevo ricordare ai giovani, specialmente, l'orrore delle due guerre e la sofferta prigionia di mio zio Gino, che dice 80 nostre, nei Balcani dopo l'armistizio del 1943. Prima di descrivere le sofferenze patite da mio zio con altri 600 prigionieri italiani da Corfù a Graz, ho voluto anche sottolineare le ingiustizie subite sia dai sudtirolesi sia dai trentini durante e dopo le due grandi guerre. Ai primi fu proibito di parlare la loro lingua, cacciati ai pubblici servizi, e poi ciliegino sulla torta subire lezioni. Ai secondi invece furono per i tedeschi traditori, mentre per gli italiani poco affidabili perché filo tedeschi. Mio padre Alfred si è trovato in mezzo, non troppo ben visto dai sudtirolesi perché aveva sposato una italiana, e poi le opzioni, e così ha preferito farsi trasferire in Trentino. Io invece sono rimasto in Val di Nord fino a 14 anni, frequentavo la scuola elementare a Vigo di Tom con la mia nonna materna e i miei due zii Gino e Guerrino, a seguito della morte di mia madre nel 1946. Mio zio Gino, durante quel periodo, mi raccontava le cose che era successo durante la sua prigionia, e già allora era molto interessato. Dopo gli studi a Trento mi sono trovato ufficiale postale a San Candido nel 1963, e dalla posteria ho iniziato a studiare il torno locale e ho scoperto le angherie subite dai sudtirolesi mentre i trentini erano malvisti. Ho pertanto raccolto quanto scritto negli appunti da mio zio Gino, aggiungendo il parere che non sempre i buoni sono solo i vincitori, ma invece ora si riscopre che anche i cattivi, i perdenti, molte volte si sono comportati bene dei buoni. Mio zio Gino faceva parte della divisione Brennero, ma aveva chiesto di essere assunto come vigile del fuoco a Roma. Qui è stato, penso, il miglior periodo della sua vita, ed è stato nominato anche vice brigadiere. Richiamato a Bolzano e assegnato al 33° reggimento della divisione Acqui,
divisione alta. A Glorenza ha poi preso parte a un corso di addestramento di prova nella contraerea con armi, queste volte vere. Il 5 febbraio 41 si parte da Brindisi per l'Albania e precisamente per Valona. All'arrivo venne subito assegnato la batteria contraerea di 20 mm con Ernesto Moser di Marco di Valsugana, che rimane con lui quasi 4 anni. Un'amicizia vera. Io stesso la posso testimoniare, tanto vero che appena mio zio è riuscito a comprare una barretta dopo la guerra, siamo andati a trovarlo ed è stato accolto dalla famiglia con grande cordialità. Inutile dire l'angoscia di mia nonna Giulia alla partenza del suo primogenito, che nella prima guerra mondiale aveva perso il marito a 27 anni e ha dovuto allevare 3 figli, e di cui l'ultimo il padre non l'aveva mai visto. Guerino è nato infatti nel 15, e subito dopo è morto il papà. Nel 41, nel maggio del 41, a Corfù, finalmente i soldati italiani sono riusciti a occupare Corfù e così anche la sua batteria è stata spostata su un colle dell'isola e precisamente a Mandurchi. Il 9 maggio, festa dell'impero coloniale, con parate militari, con carri armati, cannoni, i greci comunque non si sono scoraggiati, tentando di vendere qualche patacca dorata anche ai soldati, visto che i turisti non c'erano, e raccontavano per poche dracme anche storie dei tempi andati. I lavori manuali, tipo il ciabattino, falegname e fornaio, lo facevano invece gli ebrei e avevano l'accento veneziano, mentre i greci facevano quasi solo i commercianti, anche se militari, anche se erano solo militari acquirenti. Aveva anche notato poi molti figli abbandonati da persone divorziate, perché qua chi divorziava abbandonava i figli, e qui si nota la bontà degli italiani, infatti li avevano raccolti e sistemati in strutture accoglienti. Ha assistito anche al sidrugamento della nave Galilea, carica dell'Alpino e della Giulia, una vera e propria strage. Qui i soldati italiani, pur essendo gli occupanti, erano ben visti, anche molte ragazze lasciavano fiori e messaggi ciliticolati dei campi perché non potevano entrare. Poi, a questo punto, dopo un periodo di permanenza a Corfù, le fu concesso un periodo di congedo per un mese. Al rientro i tedeschi non erano più camerati, perché dopo un periodo di congedo tornò a Corfù. Nei mesi precedenti i tedeschi erano cordiali, ma improvvisamente erano scostanti. Il motivo era ovvio, avendo intuito la possibilità dell'Italia che si ritirasse dalla guerra. L'incertezza degli italiani. A notizia dall'armistizio, tutti gioivano per la possibilità di tornare a casa. Purtroppo non era così. Gli inglesi e gli americani invitavano a combattere contro i tedeschi, ma tenuto conto della situazione, solo qualche temerario era d'accordo. Comunque il suo colonnello, dopo alcune scaramucce, si era arreso e così pensava alla vita, non come a Cefalonia. Quello che mi fa arrabbiare, le 2 navi, le 2 grossi navi che avrebbero dovuto portare in patria i nostri connazionali disarmati, sono state centrate da aerei americani e inglesi con migliaia di morti. Questo è stato l'aiuto che gli americani hanno dato ai nostri soldati. Nella notte i tedeschi avevano sbarcato sull'isola 5 battaglioni da montagna con cannoni, armi varie, e i poveri italiani potevano ben poco, tanto vero, come detto, si sono resi e consegnato le armi. Alcuni giorni dopo, radunati tutti i prigionieri, è arrivato un ufficiale con un interprete, i quali, senza tante storie, le fecero le seguenti proposte: arruolarsi nell'esercito tedesco con pari diritti,
essere prigioniero lavoratori, finire in un lager da definire. Mio zio con Moser hanno lasciato decidere il destino. Misero le due proposte in un cappello, senza la prima decisione, perché quella andrebbe proprio esclusa. Moser pescò un foglietto e è riuscito a essere prigioniero lavoratori. Alcuni suoi commilitoni avevano scelto anche la prima proposta, ma era solo perché pensavano di tornare presto a casa, come i tedeschi promettevano. Subito dopo i tedeschi assegnarono allo zio la cura dei cavalli e muli, mentre Moser doveva aiutare i cuochi del battaglione. I prigionieri erano circa 600, 3-4 soldati, un ufficiale e 2 sergenti tedeschi. Trascinati in Albania arrivarono in Macedonia e qui ha dovuto constatare la vera tragedia della guerra. Infatti il luogo era comparso di cadaveri della divisione Venezia. Qui per sopravvivere i prigionieri entravano nelle case per cercare qualcosa da mangiare per sopravvivere, perché quello che davano i tedeschi era scarso come vivere. Hanno visto le stragi compiute dall'organizzazione terroristica jugoslava guidata da Silvio Tito e delle varie correnti partigiani comunisti, etnici difensori del re, soldati domobranci, senza contare gli Utasia di Ante Pavelic in Croazia. Tutti questi, senza disciplina e senza regole, attaccavano i tedeschi, ma facevano stragi e ruberie anche dei civili senza ritegno. Perciò erano loro più malvisti che i militari tedeschi. Nel Natale del 1943 arrivarono in Tuzia in Bosnia e si meravigliarono perché la popolazione viveva nelle case e si accorsero loro che tutti erano invalidi e in città erano venuti per trovare qualcosa per sopravvivere. Dopo aver visto tanta miseria, si resero conto che era la vigilia di Natale e avrebbero avuto bisogno di aiuto. L'unico aiuto era quello di Dio e si misero a recitare un salmo. Gli sbandati. Durante questo pellegrinare lungo la Bosnia hanno incontrato decine e decine di sbandati, molti fuggiti dai partigiani, altri alla ricerca di un rifugio. Ha destato impressione però che diversi di questi sbandati hanno chiesto aiuto ai tedeschi ed addirittura volevano aggregarsi a loro per combattere i partigiani. Hanno incontrato anche un gruppo di donne con bambini, tutte in cattive condizioni, che hanno chiesto aiuto a loro e non si era mai capito da chi scappavano. Dappertutto hanno trovato cadaveri senza peraltro sapere perché era stato ucciso. Arrivarono poi in Romania. Qui avevano trovato a dormire sotto un portico. Durante la notte una ragazza di corsa si era messa sotto la coperta dello zio Gino. Lo zio non disse nulla, ma poi ha capito. Infatti poco dopo un paio di tedeschi con una pila tascabile sono entrati per cercarla, ma non avendolo trovata se ne sono andati. La ragazza il giorno dopo, quando si stavano andando via, si avvicinò allo zio e lo baciò. Dappertutto i prigionieri italiani erano ben visti, sia dalla popolazione locale, nelle loro miserie, che dai tedeschi, anche perché durante l'attentato di partigiani il sergente tedesco consegnò a mio zio una pistola per potersi difendere. In Bulgaria invece, con cavalli, doveva intervenire per sbloccare i carri fermi nelle strade malferme e nei corsi d'acqua. In pratica, qua in pratica non c'erano strade e pertanto con questi carri passavano anche in mezzo ai fiumi e dove venivano bloccati, lo zio con i cavalli dovevano tirarli fuori. Oltre a questo, lo zio con altri avevano anche il compito di trovare qualsiasi cosa da mettere sotto i denti perché la fame era tanta. Allora entravano nelle case e si impossessavano tutto quello che trovavano, se era vuota, altrimenti
bisognava chiedere se non vi erano stati attacchi partigiani. Allora, in pratica, se c'erano stati attacchi partigiani, potevano entrare e avere libertà di rubare, ricercare farina e quello che trovavano. Invece, se non c'erano stati attacchi partigiani, prima di entrare nelle case e portare via qualcosa, dovevano chiedere l'autorizzazione ai proprietari. Certamente ci sono stati episodi che fanno pensare, come quando ha visto uccidere un soldato soltanto per rubargli le scarpe. Qui in Bulgaria inoltre ha visto molte persone con la stella sul petto. Si era chiesto cosa significasse, ma noi sappiamo perché. Poi, passando per la Bosnia, mio zio ha anche ricevuto una proposta di matrimonio. Infatti un agricoltore, tenuto conto che mio zio aveva preparato un campo agricolo, aveva proposto di dare una sposa la figlia se fosse rimasta. La ragazza gli piaceva molto, perché era molto bella, ma la volontà di tornare a casa era troppo, e perciò ne rifiutò. In Bosnia ha conosciuto anche una famiglia di Paternoster come lui, proveniente da Vido di Tono. Una volta a casa ha potuto verificare inoltre che anche i suoi parenti si erano sistemati a Stivolo, sempre in Bosnia. Questa famiglia proprio dei parenti di mio zio, era diretta in America, ma erano stati derubati e allora non potevano più imbarcarsi. L'imperatore gli aveva regalato loro un terreno proprio a Stivolo. D'altra parte l'impero aveva bisogno di cristiani in questa località, tenuto conto che la maggioranza era tutta musulmana. Altro notare difficile, la Zagabria. Il gruppo ormai tentava di arrivare il più a nord possibile, e qui a Pristina, a 90 km da Zagabria, una signora, quando ha sentito che parlava italiano, ha concesso lo zio e altri a dormire a casa sua. Era ormai dicembre del 1944. In precedenza, a gennaio dello stesso anno, avendo visto una baita di diverse stufe, ne hanno approfittato a togliersi i vestiti pieni di pinocchi e metterli nel forno per ucciderli. Era il pericolo peggiore per questi soldati. Poi, uno alla volta, usciva e il collega gettava addosso un secco d'acqua gelida per lavarsi, perché acqua calda non c'era. Ma nessuno, nonostante il freddo, si ammalò. Fra loro, ultimamente, si erano aggregati anche russi e altri provenienti da formazioni locali armati, ma non erano ben visti per la loro arroganza e il modo di procurarsi il cibo. Qui c'era un corpo d'armata tedesco chiuso dei russi del lago Balaton e dei partigiani. Per fortuna è venuto in aiuto ai tedeschi la divisione da montagna Prinzeugen, con i loro vestiti bianchi, e dopo una terribile battaglia riuscirono a bloccare l'avanzata dei russi. È stata in questa occasione che l'ufficiale tedesco consegnò una pistola allo zio che era incaricato con altri a portare i fornimenti ai combattenti. In questa occasione aveva sentito i russi a brevissima distanza che davano ordini. Per fortuna l'offensiva si fermò e così potevano tornare alla base. Ormai, quando ognuno aveva capito che la guerra era finita, con la sconfitta della Germania, improvvisamente sparirono i russi armati e altri aggregati sempre armati. Era ovvio che se questi venivano acciuffati dai russi, venivano male. Dopo che erano sfuggiti l'assedio di russi e partigiani, anche grazie alla nebbia, hanno potuto loro malgrado rendersi conto del massacro di soldati e impiegare alcuni giorni per seppellire i morti alla presenza del cappellano militare che, dopo averli benedetti, recuperava le mostrine e documenti indicando esattamente la fossa comune. Controffensiva dei russi. La controffensiva dei russi non si fece attendere. Prima con razzi verdi, che sembrava un temporale. Poi arrivarono i panzer russi
e una decina di Stuka tedeschi che tentarono di fermarli. Questa è stata l'ultima battaglia di Stuka. La situazione era tragica. Alcuni giorni i tedeschi avanzavano avanti, altri dovevano retrocedere. Mancava ormai di tutto, dalla benzina ai sangue preferiti. Per proseguire i tedeschi deviarono i fiumi sulle strade per bloccare il panzer russo e dove non c'era l'acqua infestavano le strade con mine anticarro. Qua è successo poi una cosa particolare. Durante questa ritirata l'ordine era di distruggere tutto, quindi il mangiare, la benzina, tutto quel che rimaneva doveva essere distrutto per non lasciare mai niente ai russi. Allora c'era anche un paio di sacche di zucchero. Allora hanno dato l'incarico anche ai prigionieri, in modo particolare lo zio con altri, a distruggere questo zucchero. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno chiuso il pantalone in fondo e anziché buttare via tutto lo zucchero lo mettevano nel pantalone, così ebbero lo zucchero anche ancora dati dopo. Tanto è vero che poi alcuni qualche ora più tardi sono arrivati proprio dal fronte il sergente che aveva combattuto proprio a poca distanza. E il carico ha chiesto un caffè, tè. Allora gli ha fatto il tè e poi l'hanno anche zuccherata. Allora questo sergente ha detto: questi italiani sono proprio terribili. A noi al fronte c'è dato il tè senza zucchero e questi italiani hanno lo zucchero da buttare. Ecco, così un piccolo intermezzo. La Pasqua del 45. La notte del 30-31 marzo del 45, dopo un fortissimo attacco russo, i tedeschi entrano in Austria attraverso il passo Sven-Gotthard. Era il venerdì santo. Fu una notte dell'Apocalisse. Lo zio non era riuscito a descriverla bene. La sera era un concerto di carri armati, soldati a piedi, camion con ruote bucate, fra i campi donne con figli, vecchi e invalidi, tutti che correvano verso l'Austria. Tutti urlavano: i russi sono cattivi. Quando lui pensava di essere fuori, essere arrivato in alto, la fortuna dello zio lo abbandonò. Infatti, verso il 25 aprile, lo zio vide un gruppo di aerei russi che bombardavano una località a breve distanza da loro. Allora si nascose su un grosso albero di mele, quando vide che proprio alcuni si dirigevano verso di loro. E quando giunsero vicini, scanciarono un gruppo di piccole bombe. Una bomba però scoppiò vicino e lo ferì a un braccio e alla testa. Dopo aver trovato, e lì ha dovuto ricercare l'infermeria. Naturalmente è stato difficile perché tutti scappavano, ma finalmente, dopo aver trovato un'infermeria, fu curato e prima dell'arrivo dei russi lasciato libero. E così potei finalmente vedere ascendere questo mio zio Gino al Rautel, ferito ma raggiante, per poter abbracciare mia nonna dopo mesi di attesa e angoscia. Conclusione. Lo zio vuole raccontare quanto gli era successo per lasciare un monito a tutti. La tragedia della guerra, dell'odio etnico, deve insegnare anche ai più riluttanti che solo la pace può farvi rivivere anche queste località, sempre sull'orlo di attentati e di massacri, che non sempre i buoni sono i vincitori, ma anche i cattivi, i perdenti, ma bisogna valutare i fatti prima di giudicarli. Ecco, questo è tutto.